Chiedo di disabilitare l'audio. Chiedo alle classi che ringrazio di disabilitare l'audio. Grazie. Aspettiamo ancora 5 minuti che vedo che stanno in campo altre scuole. Però non, Mauro. Chiedo alle classi un secondo di attivare la videocamera, se si può. Sono una prova. Grazie, vi saluto, vi vedo, alcuni di voi. Adesso? Boh. Grazie. Audio. Vedo. Raccomando l'audio. Audio è qua? No, questo non è l'audio. Non è il suono. Forse è qua dalla link. Grazie. 100, poi a 100. Era qua che era cancellato. Chiedo di disabilitare la comando le classi, grazie. Perfetto. Tra poco iniziamo, Bene, buongiorno, benvenuti. Ambi Veneto vi dà il benvenuto a questa lezione online dedicata alle strategie per la gestione dell'emergenza idrica, e poi vedremo proprio dei casi studio nello specifico con alcuni dei nostri consorzi che hanno aderito alla nostra proposta. Ringrazio proprio i consorzi di bonifica, ringrazio gli insegnanti, ringrazio voi studenti che siete collegati, e spero che la lezione di oggi sia interessante e che vi possa dare degli spunti ulteriori anche per conoscere il territorio del Veneto in un momento particolare storico, quello che stiamo vivendo. Siamo, lo sapete, in emergenza idrica e quindi abbiamo tutto il dovere di parlare di questi temi proprio da parte nostra, che come tutti i giorni ci lavoriamo e che reputiamo fondamentale per l'educazione poi agli studenti, attivare anche non solo un percorso, ma anche degli spunti di riflessione. Qui con me c'è Filippo Moretto, buongiorno. È il centro studi di Ambi Veneto, che con noi oggi ci accompagnerà in questo viaggio nei contenuti di questa lezione.
Io chiedo alla regia per cortesia di poter condividere lo schermo, se sono abilitato. Sei abilitato? Bene. Grazie. Eccoci qua. Un attimo. Lista. Schermo intero. Giù. Eccola qua. Spero che possiate vedere. Ecco il titolo della nostra lezione. Scusate, abbiamo avuto un problema tecnico di connessione, non so come mai. Ok, ottimo, scusatemi, ma... Mauro, ricondivido lo schermo. Ok. Eccoci qua. Il percorso è dedicato alle stagioni della sostenibilità e anche poi per chi sta svolgendo i PCTO di classe che sono stati invitati oggi. Alcune classi non sono presenti, ma diciamo che siamo contenti comunque di averle perché ci hanno chiesto la registrazione dell'evento. Ecco. Ho un problema con la presentazione, Mauro, non riesco a uscire. Comunque sia, interrompo la condivisione, scusate, perché sennò... Non so se riusciamo, ma un attimo. Scusate, ma non... Scusate, ma sono problemi tecnici. Allora, dicevo che questa lezione è dedicata ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado e delle scuole secondarie di secondo grado che stanno seguendo le stagioni della sostenibilità. In seconda battuta abbiamo anche i ragazzi dei PCTO che stanno seguendo appunto un percorso con i consorzi di bonifica direttamente, con alcuni dei consorzi di bonifica che appunto hanno fatto richiesta di partecipare. Una cosa importante che volevo dirvi è quella di parlare, si parla di cambiamento climatico, si parla di po' in secca, di fiumi in secca. Sentirete, ragazzi, mi rivolgo a voi, tutte queste informazioni e sono informazioni che voi avete sicuramente sentito e sentirete ancora per mesi all'interno di dei telegiornali, dei giornali stessi o anche dei social network che fanno informazione. Sono temi sui quali noi vogliamo farvi riflettere, come vi dicevo prima, e vi proponiamo però dei casi studio, quelle che sono delle
delle risposte operative da parte dei consorzi e che hanno svolto proprio sul campo alcune di queste azioni volte appunto alla ricerca della sostenibilità, intesa dell'utilizzo dell'acqua in modo sostenibile e anche appunto declinata in più modi e modalità. Con noi oggi c'è per il Consorzio Brenta il direttore del Consorzio, Umberto Niceforo, che ringrazio, un direttore che ha dato la sua adesione per parlare con voi, insomma siamo molto contenti. Per l'Alta Pianura Veneta invece sarà Silvia Tizian, l'ingegner Silvia Tizian, e per il Bacchiglione, Consorzio Bacchiglione, avremo l'ingegnere Nazareno Paganizza, e per il Delta del Po il vice direttore Rodolfo Laurenti. Per Ambiveneto, che sostituirà il Consorzio Acque Risorgive, che ha avuto un imprevisto all'ultimo momento, il problema di salute di un relatore, sarà Filippo Moretto, appunto, e per il Veneto orientale l'ingegnere Giampaolo Rossi. Io non voglio rubare spazio e volevo dare subito la parola all'ingegnere Niceforo, che ci presenta appunto un'interessante introduzione legata e presentazione legata all'acqua in cassaforte, no? La chiamata in questo modo. Sentiamo, cerchiamo di capire cosa significa. Prego, direttore, può abilitare. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Condivido lo schermo. Ok. Buongiorno. Allora, il Consorzio di Bonifica Brenta è uno dei 10 consorzi di bonifica del Veneto. Si estende in 53 comuni per una superficie di 70.000 ettari nelle province di Padova, Vicenza e Treviso. Si colloca ai piedi del Monte Grappa attraverso la Val Brenta e diciamo raggiunge e attraversa questi principali centri abitati che molti di voi immagino conoscano: Bassano del Grappa, Marostica, Piazzola sul Brenta, Cittadella e la stessa città di Padova. Sono tutte città d'acqua, tra l'altro, storicamente nate e fortemente legate all'acqua. Nel nostro territorio, sia la mancanza di piogge in estate, sia i terreni molto permeabili, ghiaiosi, da molti secoli hanno richiesto per l'irrigazione un sistema artificiale di canali. Diversamente non si riusciva a dare l'acqua alle campagne. Questa è una cosa che è nata addirittura sotto Roma, con le centuriazioni. Poi dopo il Medioevo, che è stato un periodo un po' di abbandono, è rinata attraverso i Benedettini e infine ha avuto un forte impulso sotto la Repubblica di Venezia. Durante questo periodo infatti si sviluppò l'attuale sistema di derivazioni dal Brenta. Derivazioni vuol dire prese dell'acqua da un fiume, in questo caso dal Brenta, attraverso un sistema di canali che si chiamavano storicamente rogge. Già a metà del 1500, come vedete in questa bella mappa storica, i territori tra Brenta e Piave erano già implementati dell'irrigazione, vedete attraverso quelle linee azzurre che sono i canali e quei quadratini, quei rettangoli più chiari, diciamo, che rappresentano le aree coltivate grazie all'acqua che veniva appunto, proveniva dal fiume Brenta. La presa dal fiume Brenta è questa che vedete in un'immagine di qualche anno fa, in bianco e nero, poco a valle, poco a sud del ponte degli Alpini. Vedete nel fiume c'è questa diga, questo sbarramento fluviale che incanala l'acqua nel sistema che poi va a favorire tutto il territorio. Non solo a livello storico, come abbiamo visto nelle immagini precedenti, ma tuttora l'irrigazione è fondamentale per garantire l'agricoltura al nostro territorio. Senza acqua non ci può essere un'agricoltura di qualità o addirittura non ci può essere del tutto, soprattutto in questi periodi di siccità. Come è sviluppata l'irrigazione nel Consorzio Brenta? Attualmente interessa 30.000 ettari, di cui 20.000 sono ancora irrigati con i sistemi tradizionali a scorrimento e 10.000 con sistemi più moderni ad alta efficienza irrigua.
i cosiddetti metodi irrigui per aspersione o anche detti a pioggia. 30.000 ettari irrigati, ben 20.000 aziende agricole servite. Da noi ci sono delle proprietà abbastanza piccole come dimensione, però molto importanti per le produzioni di qualità che vengono effettuate. Oltre a portare l'acqua alle campagne, il sistema dei canali del consorzio ha molte altre funzioni di tipo ambientale, i cosiddetti servizi ecosistemici. Uno per tutti è l'alimentazione del sistema delle risorgive, che è una delle caratteristiche sia dal punto di vista dell'acqua che dal punto di vista dell'ambiente di maggiore valenza nel nostro comprensorio. Le risorgive sono, diciamo, l'affioro dell'acqua di falda che torna in superficie attraverso un sistema complesso che qua è un po' schematizzato in questo disegno, ma oggi purtroppo non c'è il tempo per approfondire. Diciamo che nella parte più a nord della fascia pedemontana le falde sono sotterranee e sono falde freatiche. Più a sud diventano falde in pressione, quindi falde artesiane, e nella fase di passaggio da un sistema all'altro l'acqua riemerge in superficie attraverso appunto il fenomeno delle risorgive, anche detti fontanili. Questo è un esempio, ad esempio, con questa immagine parla da sola, insomma, di una polla d'acqua di riaffioro dalla falda in superficie. Questa invece è un'immagine dall'alto tramite drone di una risorgiva, molto, vedete, sono dal punto di vista ambientale un qualcosa di meraviglioso. Questa è una foto autunnale, quindi dal nulla, dalla campagna, nasce l'acqua e va, diciamo, a formare poi dei veri e propri fiumi più a valle. Vedete, sono ambienti straordinari. Anche oggetto di molta presenza da parte delle persone del territorio che sempre più apprezzano questi luoghi. Purtroppo cosa è successo negli ultimi decenni? Una volta la falda era ricca, addirittura negli anni 60 le risorgive facevano conteggiare una portata di affioro di 14 metri cubi al secondo, una portata notevole. Poi cosa è successo? Con l'abbassamento delle falde, i fenomeni di incremento dei consumi dell'acqua, l'escavazione degli inerti nel fiume Brenta, le falde hanno iniziato sempre più ad abbassarsi e quindi le risorgive piano piano o si sono ridotte o molte sono scomparse. Qui vedete un grafico degli ultimi 50 anni o quasi 60, in cui effettivamente la falda ogni anno ha una variazione che può salire e scendere, ma come vedete nella linea tratteggiata in fucsia ha una tendenza a un costante abbassamento, quindi un fenomeno di notevole impoverimento, come anche i giornali e tutti i mezzi di comunicazione hanno più volte ricordato. Ma l'anno scorso cosa è successo nel 2022? Che addirittura siamo arrivati al minimo storico, cioè dei 14 metri cubi al secondo che si avevano negli anni 60, negli ultimi anni si era arrivati a 2-3 metri cubi al secondo, l'anno scorso a 0,6, cioè praticamente quasi la scomparsa delle risorgive. È arrivata la RAI, vedete in questa immagine, la truppa è scesa nella risorgiva, non si sono bagnati le scarpe perché la risorgiva era completamente secca. Quindi è un fenomeno veramente grave. E quindi questo ha indotto il consorzio da molti anni a tentare di riequilibrare il sistema delle falde attraverso la ricarica della falda. Questa esperienza di ricarica, prima in Italia, è stata effettuata da noi nel 2007 attraverso una nuova metodologia dei cosiddetti boschi di ricarica. Si tratta di aree in cui si scavano delle scoline, a fianco delle quali vengono piantate delle alberature e viene fatta infiltrare acqua in tutto il periodo da settembre ad aprile-maggio di ogni anno. Quindi quando c'è abbondanza d'acqua, l'acqua viene fatta infiltrare in falda. Qua vedete un'immagine della prima area di ricarica che abbiamo realizzato ormai più di 15 anni fa. Il meccanismo è questo, come vedete schematizzato. Attraverso le scoline l'acqua permea nel terreno e va a infiltrarsi e a ricaricare la falda. Per ora abbiamo realizzato circa 16 ettari di boschi di ricarica, 5.000 piante a ettaro, un valore di 1 milione di metri cubi all'anno di infiltrazione, quindi per il totale delle aree interessate ben 16 milioni di metri cubi all'acqua di ricarica e 80.000 alberi piantati nel territorio. Sono grandi numeri, ma purtroppo sono ancora insufficienti rispetto alla situazione di crisi del sistema idrico. Qua vedete alcune immagini di alcuni boschi di ricarica realizzati nei vari anni. Uno di questi addirittura ha vinto un premio europeo per il progetto LIFE, come vedete da questa
immagine, e da allora, proprio con questo progetto europeo, si è iniziato a parlare dell'acqua in cassaforte, che è un po' il titolo del mio intervento di oggi. Poi è stato implementato con ulteriori finanziamenti europei e così via. Vedete altre immagini di aree di ricarica, quindi anche dal punto di vista ambientale delle aree di notevole valenza. Qua vedete un'altra immagine dall'alto dell'ultima che abbiamo realizzato. Se si potesse estendere questo sistema ulteriormente, probabilmente potremmo avere delle risposte ancora migliori dal punto di vista quantitativo. Quindi quando abbiamo progettato un nuovo impianto irriguo, che poi è stato finanziato, abbiamo pensato a progettarlo non solo per l'irrigazione delle campagne, ma anche attraverso le tubazioni dell'impianto per potenziare le ricariche già effettuate. Oltre a lavorare sulla ricarica, abbiamo lavorato anche sulla valorizzazione delle risorgive, come avete già visto prima. C'è anche un museo delle risorgive nel nostro territorio. C'è un progetto LIFE che è stato realizzato a Bressanvido. Vedete altre immagini di risorgive riqualificate. Abbiamo avuto anche il piacere di avere il Presidente della Regione che ha inaugurato quest'opera qualche anno fa. E grazie a questo finanziamento europeo abbiamo stipulato un contratto di risorgiva per proseguire l'attività anche in altri comuni. Il 2022 però, diciamo, ci ha un po' spezzato le gambe, nel senso che nonostante tutto quello che è stato fatto, ci siamo resi conto che non è sufficiente. L'anno scorso abbiamo dovuto turnare i canali per tutta l'estate, il Brenta era ridotto a un rigagnolo o addirittura era seccato nel suo percorso. Quindi qua vedete la linea rossa è la linea delle risorgive dell'anno scorso, la minima di tutti gli anni di rilevazione. E quindi cosa bisogna fare? Evidentemente proseguire con le attività di ricarica della falda che abbiamo già attivato, ma senza acqua non si può fare neanche la ricarica. Quindi il consorzio sta pensando anche di poter realizzare dei bacini di grandi dimensioni in cui mettere in cassaforte l'acqua nei periodi appunto di abbondanza e poi negli anni di siccità poter avere questa riserva a disposizione sia per l'irrigazione sia per la ricarica della falda. E quindi in particolare noi pensiamo a un bacino sul torrente Vanoi nel bacino montano del Brenta. Quindi potenziare la ricarica della falda e ultima cosa, risparmiare l'acqua attraverso sistemi irrigui più efficienti. Quindi le 3 ricette sono queste. Nel frattempo abbiamo avuto il finanziamento per un nuovo impianto pluvirigo che vi dicevo prima avrà anche funzione di ricarica della falda, quindi a breve saremo in condizione anche di poter potenzialmente sviluppare i progetti che abbiamo pensato qualche anno fa. Concludo, visto il tempo che si è completato, con questa frase di Lord Byron che ci fa riflettere. Finché non è preso dalla paura, l'uomo non si rende conto di quale valore abbia l'acqua. Ho cercato di essere sintetico, ci sarebbero molte altre cose da dire, ma ovviamente il tempo è tiranno. Ma speriamo che sia galantuomo anche. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie direttore. Lo sarà sicuramente galantuomo, visto insomma, la qualità e l'importanza dei temi che ci hai esposto. E tra l'altro mi hai fatto ricordare una vecchia pubblicazione degli anni 70, un libro che profetico, diciamo, esponeva i primi risultati degli studi sul clima e si intitolava La strategia della Genesi. Prendendo spunto proprio dal libro della Genesi in cui Giuseppe avvisa il faraone di una scarsità che potrebbe manifestarsi di qualche risorsa e lo consiglia di farne tesoro nei momenti di abbondanza per utilizzare poi queste risorse nei momenti di scarsità. Che è un po' quello che ci hai fatto pensare con questo tuo intervento. Ed è un po' anche un bel collegamento con l'intervento che viene dopo dell'ingegner Silvia Tizian del Consorzio Alta Pianura Veneta, che ci parla di un altro modo per trattenere, no? Come diceva il direttore, trattenere l'acqua quando non ce n'è, per poi metterla a disposizione di vari usi che abbiamo visto, non solo irrigui, non solo produttivi, ma anche ecosistemici, e con l'utilizzo delle cave. Quindi lascio la parola all'ingegner Silvia Tizian e la ringrazio per questo intervento. Adesso sto cercando di aprire il mio... Vedete tutti? Vedete la presentazione?
Sì. Sì. Bene. Buongiorno a tutti, sono Silvia Tiziano, faccio parte del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta. È un consorzio che si estende per un territorio di circa 172.000 ettari, comprende 96 comuni in 3 province diverse, Verona, Vicenza e Padova. È un territorio sfaccettato perché comunque abbiamo varie tipologie, passiamo dall'alta collina fino ad arrivare alla bassa pianura con caratteristiche territoriali molteplici, in questo caso ci manca solamente il mare, e quindi con problematiche e complessità variabili. La mia presentazione verte su un caso di studio realizzato e studiato sulla base di criteri metodologici che abbiamo studiato e analizzato l'estate scorsa, quando nel periodo estivo si era sviluppata una siccità notevole, tanto che alcune aree del consorzio, come ad esempio quella del Veronese, qui siamo a Montorio di Verona, i laghetti alimentati da acqua di falda erano completamente secchi. Questa è un'immagine che potete vedere del laghetto Squarà di Montorio di Verona nell'anno 2013 e nella estate del 2022, completamente secco. Per ovviare a queste problematiche, il consorzio ha cercato di effettuare un'analisi del territorio sulla base dell'analisi di cave estinte del territorio stesso. Valutando il numero di cave che affiorava come 220 cave all'interno di un territorio di 172.000 ettari, si è utilizzato un metodo criteriale per valutare e capire effettivamente quali di queste cave potessero essere utilizzate per stoccare le acque, quindi derivarle nel momento in cui le acque ci sono, in cui gli eventi alluvionali ci sono, quindi deviarle all'interno di queste cave per poi trattenerle, stoccarle e utilizzare queste acque nel momento in cui invece la siccità è grave, i canali non possono più fornire quello che sono le portate per l'irrigazione e quindi avere una sorta di polmone, di salvagente per quanto riguarda l'irrigazione nei momenti in cui la siccità si fa sentire. Questa è un'immagine, una parte dell'area del consorzio, delle aree del consorzio, la cartografia con la nostra rete di canali e in fucsia con numerate vedete tutte le cave che sono state poi scelte come cave più idonee a questa funzione, cioè la funzione di stoccare le acque per poi fornire l'acqua al momento in cui ce n'è poca o nulla, come quest'estate. Questa è un'altra parte del territorio, la parte meridionale, dove nelle zone praticamente del Vicentino, della Bassa Vicentina, sono state valutate alcune di queste cave. Adesso vi parlerò del metodo che abbiamo utilizzato. E questa è la parte dell'Alto Vicentino dove invece ci sono delle aree, alcune di cava e altre invece aree proprio identificate per la ricarica della falda. Cosa ha fatto il consorzio per capire effettivamente quale di queste cave fosse più idonea a svolgere questa funzione? Prima di tutto ha studiato cava per cava, traendo dai dati della Regione Veneto l'elenco e il censimento delle cave presenti. Ha valutato in base alla superficie della cava, quindi cioè per cercare di capire effettivamente se è una cava, se è troppo piccola magari non è utile, quindi in base alla sua superficie, in base ai volumi che sono stati utilizzati per l'estrazione del materiale, per capire se effettivamente queste cave fossero utili o meno. Sulla base di quello ha fatto una analisi dal punto di vista fisico, morfologico e geologico dell'area. Ha valutato se l'area in questo caso è più o meno permeabile, se il terreno è più o meno permeabile, se è soggetto a allagamenti, se vi è la presenza di risorgive o polle di risorgiva
E sulla base di queste informazioni che sono state date da bibliografia o comunque da notizie date dalla regione, dai piani territoriali regionali di coordinamento, i PAT dei comuni, si è dato un punteggio sulla base della funzione che doveva svolgere questa cava. Si è valutato anche i vincoli, se la cava ricadeva in aree a tutela paesaggistica o tutela ambientale con vincolo idrogeologico oppure in aree a rete Natura 2000. E le caratteristiche fisico-morfologiche dell'area, se era servita da canali, da corsi d'acqua del consorzio, in maniera tale da capire se effettivamente poteva essere fruibile dal punto di vista dell'irrigazione questa cava qui. Ne è sorto quindi dall'unione praticamente di questi punteggi un punteggio che formava un indicatore, l'indicatore di idoneità. E poi sulla base di questi valori che sono emersi si è fatta una graduatoria partendo dall'indicatore di idoneità maggiore a quello minore. Sulla base di quello poi si è valutato lo scenario, si sono valutati i possibili scenari che queste cave potevano svolgere. Oltre alla funzione di stoccaggio per quanto riguarda l'irrigazione, è sorto anche il problema e la possibilità, più che altro, di far sì che certe cave fungessero da invaso di laminazione delle piene. Pertanto, sulla base di quello, si è dato un punteggio, quindi, e un'analisi costi-benefici, cioè bisognava capire se effettivamente le opere che io sarei andata, cioè il consorzio sarebbe andato a fare sulla cava fossero state di importi sostenibili rispetto a quelli che sono i benefici futuri, cioè le aree di irrigazione. Sulla base di questa analisi è emerso che la cava che ha avuto un indicatore di idoneità alto, nel nostro caso in 100%, è stata proprio la cava chiamata, codificata con il nome Guainetta, che si trova nel comune di San Martino Buonalbergo, in provincia di Verona. Questa cava, vi voglio far vedere, abbiamo fatto un video con drone, è una cava alimentata da falda freatica con, pare, dal punto di vista dell'analisi che abbiamo fatto della zona a livello proprio di visibilità, nessun immissario e con un emissario che porta l'acqua al sistema del Fibbio, che è un sistema che si trova nella zona della parte sud del comune di San Martino Buonalbergo. Questa cava quindi è ubicata a 2 chilometri a sud del centro di San Martino Buonalbergo, come potete vedere, occupa una zona pianeggiante, ha una leggera pendenza verso sud-est che è compresa tra le quote 43 e 44 metri al limite nord-est delle quote del 42 e 42,50 al limite sud-est. Dal punto di vista geomorfologico si trova in un terrazzo fluvio-glaciale ed che è delimitato a nord in questo caso da un gradone, cioè un terrazzo, un gradone alto 8-10 metri. I rilievi più vicini sono situati a circa 2 km in linea d'aria e sono i Monti Lessini. La cava che storia ha avuto? Inizialmente non era laghetto, è stato creato in questo caso laghetto a causa delle estrazioni che sono state fatte. Estrazioni possibili grazie a un'autorizzazione che risale al 1979, che successivamente è stata poi riadattata nell'85 e nel 97 e che poi successivamente è stata estinta nel 2015. Attualmente, come riconversione, la Regione ha dato la possibilità di mantenere a laghetto quest'area. E questa è una prima visione dell'ortofoto con i nostri canali, i canali del consorzio che poi delineano, in questo caso attraversano questa cava e questo laghetto, che è grande 130.000 metri quadri, ha una profondità detta in questo caso dai proprietari di 8 metri dal piano campagna, nessun immissario e un emissario, una canaletta che è regolamentata da una paratoia a monte
che si immette poi nel sistema del fiume Fibbio, che è il sistema idraulico che gestisce tutta l'area della parte di Montorio Veronese fino a San Martino Buonalbergo. Le condizioni quindi della cava fanno presupporre che la cava che il laghetto sia un laghetto di tipo freatico, però tutte queste cose devono essere ancora valutate. Nel frattempo abbiamo effettuato, per capire, per conoscere quello che è il territorio della cava, che caratteristiche ha, delle indagini. I primi risultati che abbiamo avuto sono forniti da questi monitoraggi che abbiamo fatto. Allora, prima di tutto abbiamo valutato l'area, cioè le condizioni al contorno, la zona che è del laghetto attorno e le sue caratteristiche. L'area in oggetto è prossima, l'area che è di nostro interesse è quella delineata in colore fucsia. L'area in oggetto è prossima a un'area che è di proprietà del comune, questa qui che vedete in verde. Adesso è di proprietà del comune, ma originariamente era destinata a itticoltura da parte di ditte private che utilizzavano una fitta rete di canali demaniali, che vedete qui delineati, che erano esistenti ed erano utilizzati, le cui acque del Fibbio prelevate, quindi questo corso d'acqua qui, venivano utilizzate per l'allevamento ittico. Questo allevamento è durato fino al circa il 1997, come lo testimoniano le foto aeree storiche che vediamo qui di seguito. Effettivamente da qui si può vedere benissimo le canalette che erano utilizzate proprio per l'allevamento del pesce. Questo allevamento è durato fino a circa gli anni 2000-2004, per poi cedere il posto successivamente all'ampliamento di attività di cava a lato ovest del laghetto. Come vedete, tutti i canali che erano presenti qui sono stati tombati completamente, e lasciando il posto ai macchinari per l'estrazione. Questa è un'ortofoto storica del 2010 di coltivazione. Scusami, sì? segnalo il tempo. Grazie. Non ho capito, ho sentito malissimo, scusa. No, ti segnalo il tempo per la presentazione, per rispettare il programma. Sì, abbiamo sì, 2 sì, minuti per chiudere, grazie. Sì. L'area quindi è attualmente asfaltata, è oggetto di bonifica ambientale da parte del comune. A seguito del sopralluogo che c'è stato il 15 marzo è emersa la presenza poi di 6 piezometri che monitorano costantemente lo stato ambientale delle acque di falda. Successivamente il personale del consorzio ha indagato anche la presenza di corsi di acqua attivi in prossimità dell'area e ha valutato praticamente il corso d'acqua che costeggia il laghetto e si immette nel fiume Fibbio, con presenza di 2 tubi di diametro φ 1000 che sono ubicati nella parte settentrionale dell'area sopra descritta. Dalle analisi che sono state effettuate nel 2014 relativamente all'area del laghetto emerge che i valori non sono tutti all'interno della norma, dal limite praticamente della normativa, e si è optato poi a completamento della documentazione reperita per effettuare ulteriori campionamenti dell'acqua e delle terre, sia nel laghetto che nel canale adiacente al laghetto, che nel Fibbio a monte e a valle del laghetto e nei limi nella parte di sfiore della paratoia. È stata fatta un'indagine idrogeologica poi per verificare effettivamente le portate possibili per quanto da prelevare per l'irrigazione, e si è monitorato l'andamento della falda nei giorni dal 16 al 19 marzo.
si è potuto notare che si è avuto a paratoia chiusa un incremento di 20 centimetri in 70 ore del livello. Pertanto si è potuto constatare che in 70 ore le portate del lago sono state pari a un volume di acqua di 36.400 metri cubi. Quali sono state le proposte progettuali? Le proposte progettuali di una cava come quella della Guainetta sarebbero, cioè la cava Guainetta fungerebbe da risorsa irrigua nei momenti di grave siccità e quindi le portate del laghetto potrebbero essere utilizzate solo in caso di grave situazione di magra, e permettendo in questo caso di alimentare aree irrigue poste a est e a nord della zona di prelievo, quindi fornendo acqua a circa 3.150 ettari per quanto riguarda l'area nord, l'area irrigua di Lavagno, e 950 ettari per quanto riguarda l'area est del canale Maestro. Serve anche in caso di eventi alluvionali, poiché queste aree qui potrebbero fungere da bacino di laminazione delle piene del Fibbio, perché le aree della bassa di San Martino sono molto fragili dal punto di vista idrogeologico, quindi sarebbe un vettore di sicurezza idraulica fondamentale in questo caso. Queste sono le tipologie di interventi che verrebbero fatte, cioè la creazione di una nuova paratoia e di una canaletta di sfioro delle acque per alimentare in questo caso il laghetto, l'adeguamento degli argini del fiume Fibbio e il rivestimento della fossa a nord che permetterebbe poi l'acqua di veicolare le acque all'interno del lago. Per quanto riguarda poi la derivazione delle acque, viene rifatto quello che è il manufatto di sfioro, il sollevamento meccanico, l'adeguamento degli argini per poi portare quelle che sono le acque nel sistema che vi ho spiegato precedentemente. Grazie. Grazie Silvia, una bella presentazione, un po' interessante. Tra l'altro mi è piaciuto molto un aspetto, no? Queste sono cave, ovvero se poi per favore interrompere la presentazione. Sì, eccomi qua, finalmente, ce l'ho fatta. Diciamo che queste cave sono dei luoghi da cui si estraevano materiali, deve essere pietrame, sabbia, terra, quello che era, a seconda dei luoghi, e quindi sono rimasti come degli ambienti comunque, tra virgolette, degradati, adesso magari abbandonati. Sì. Quella che ci hai fatto vedere tu, anche se si presentava bene, però non è sempre vero, insomma, per tutta l'estensione della nostra regione. Ed è molto interessante notare come questi luoghi, ci hai fatto ben vedere, possono effettivamente svolgere anche più funzioni, no? Sia quella di supporto all'irrigazione dei campi, ma anche altre tipologie di attività, per esempio quella di sicurezza idraulica. E questo tema mi collega molto bene con il prossimo relatore, che è l'ingegner Nazareno Paganizza del Consorzio di Bonifica Bacchiglione, consorzio di Padova, diciamo così, e che ci parla proprio di una strategia, vorrei definirla così, di invasi multiobiettivo nel comprensorio dei Colli Euganei, che secondo me sarà molto interessante proprio per notare come la presenza di un invaso si possono poi generare benefici multipli, non solo per diciamo, i destinatari in primis della progettazione, che rimangono diciamo così, i fruitori dell'irrigazione e della sicurezza idraulica, ma benefici che poi si possono estendere a tutta la collettività. Quindi lascio la parola all'ingegner Paganizza e lo ringrazio di questo suo intervento. Sì, grazie Filippo, buongiorno a tutti. Adesso provo a condividere lo schermo. Intanto mi presento, sono Nazareno Paganizza, sono in compagnia della collega Anna e oggi noi vorremmo presentarvi, come dire, appunto un intervento, un progetto che noi abbiamo realizzato a livello progettuale, diciamo, che prende il titolo
appunto invasi multiobiettivo nel bacino Colli Ugani. Intanto, prima di iniziare la presentazione, volevo darvi alcuni numeri per quanto riguarda il comprensorio del Consorzio Bonifica Bacchiglione. Non so se si vede la presentazione. Sì, la vediamo. Ok. Eccola. Allora inizio. Come vi dicevo, allora io faccio parte del Consorzio Bonifica Bacchiglione, è un consorzio che ha un'estensione, come vedete dall'immagine, di 58.000 ettari circa, comprende 39 comuni per intero o in parte. Voi sapete che, come dire, i confini, non dobbiamo guardare i confini amministrativi, bensì i confini fisici, per cui il nostro comprensorio è delimitato da canali oppure dalle pendici collinari. Il Consorzio di Bonifica ricade appunto in 2 province, la provincia di Padova per la maggior parte e la provincia di Venezia, e ha una popolazione di circa 450.000 abitanti. Ecco, tenete presente che il solo comune di Padova ha circa 200.000 abitanti, per cui insomma la metà della popolazione ricade all'interno del comune di Padova. Per darvi alcune informazioni, come vedete, il Consorzio di Bonifica Bacchiglione è caratterizzato principalmente da colture cerealicole, viticole e orticole, e ha un sistema di irrigazione principalmente per aspersione, ovvero si va come dire, a generare una sorta di pioggia attraverso vari sistemi. Allora, il progetto, come vi dicevo prima, che noi vorremmo presentarvi, ha questo titolo: Invasi multiobiettivo nel bacino Colli Ugani. Il bacino Colli Ugani è un bacino che è compreso all'interno di 11 comuni, quelli che vedete elencati qua, per cui Abano Terme, Battaglia Terme, Cervarese, Montegrotto, Padova, Rovolon, Selvattano, Teolo e Veggiano, i quali già nel 2019 hanno sottoscritto una convenzione assieme al Consorzio Bacchiglione per realizzare questo progetto. Come diceva prima Filippo, il progetto diciamo, persegue più obiettivi, per cui sono stati pensati, tutto il progetto è stato inizialmente pensato in un'ottica green, per cui una sostenibilità ambientale, e come obiettivi da perseguire appunto che i bacini di laminazione che sono stati pensati hanno la funzione, come dire, della riduzione delle piene, ovvero la laminazione delle portate. Poi vi farò vedere anche una piccola animazione come funziona la cosa. Hanno anche la funzione di bacini di accumulo d'acqua come riserva idrica, come si diceva prima dai colleghi che mi hanno preceduto. Nei periodi, come dire, di scarsità di pioggia, noi possiamo attingere appunto da questi bacini per avere un utilizzo appunto irriguo. Hanno una funzione ecologica naturalistica per preservare quella che è la biodiversità presente nel territorio. Hanno anche una funzione di riserva idrica antincendio. È capitato, diciamo, negli anni scorsi che ci sono stati alcuni incendi nella zona appunto collinare dei Colli Ugani, e i vigili del fuoco non sapevano dove andare a prendere l'acqua per spegnere l'incendio, per cui noi li abbiamo pensati anche con questa funzione. Infine, però non per ultimo, hanno una funzione, come dire, turistica e ricreativa, in quanto possono essere, come dire, utilizzati e si dà la possibilità appunto di fruire di queste aree anche alla gente, insomma, che intende visitarle o comunque passare anche, come dire, una domenica a visitare queste aree. E poi vedrete, insomma, che sono anche abbastanza carine, che si prestano a queste cose. Come benefici, diciamo, che possono dare, se vogliamo riassumere in numeri, hanno questi bacini che noi andremo e vorremmo realizzare, hanno un invaso complessivo di 800.000 metri cubi d'acqua e una capacità appunto di laminazione, di riduzione delle portate
del 30% di quelle che si vanno a generare come dire, quando c'è un evento meteorico. Adesso magari i numeri non vi dicono molto, sono numeri grandi, tenete conto che un metro cubo d'acqua sono circa 1000 bottiglie d'acqua, per cui 800.000 potete insomma fare il conto di quanta acqua possono, come dire, stoccare. E questa diapositiva che vi mostra appunto vi indica dove vengono realizzati. Questo qua che vedete è tutto il nostro bacino Colli per cui ne andremo a realizzare uno in comune di come dire, Saccolongo, lungo lo scolo Bolzano. Quello che vedete segnato in blu è la rete nostra, tutti i nostri canali consorziali. Il secondo bacino che verrà realizzato è in comune di Abano Terme, a ridosso del canale di Battaglia. Il terzo intervento sono 2 bacini vicini, in comune di Teolo, Rovolon e Cervarese, e l'ultimo è in comune di Torreglia. Perché sono stati pensati questo tipo di intervento? Ecco, la foto insomma, che vedete sotto vi riassume appunto la motivazione. Diciamo che intanto si è presa in considerazione la configurazione particolare appunto del territorio. Poi voi sapete insomma che a fronte di un'espansione delle aree urbane, ovvero il continua crescita dell'urbanizzazione, porta appunto a delle condizioni in cui come dire, si creano degli allagamenti, per cui messo assieme alle condizioni precarie appunto della rete all'interno di questo territorio, si è generato più volte nel corso degli anni questi fenomeni che vedete sotto, ovvero allagamenti di porzioni importanti del territorio. Per cui il consorzio ha pensato appunto questo tipo, adesso ve ne mostro uno come esempio, ha pensato questo tipo di intervento. Questi, tenete conto, non sono bacini esistenti come prima, le cale che avete visto prima. Sono bacini che una volta che si va a realizzare, si dovranno realizzare appunto in zone dove attualmente diciamo sono coltivati, per cui si andranno materialmente a scavare delle buche che non sono solo delle buche, bensì vengono, come dire, poi dotate di tutta una serie di servizi accessori, quale piantumazione di aree, oppure aree da adibire a picnic, parcheggi auto, insomma vengono un po', come dire, vengono appunto per rispettare le funzioni che vi dicevo prima, vengono fatte tutta una serie di interventi, per cui se vedete questo qua è il corso principale del fiume, adesso sto parlando di quello che dovrà essere realizzato in comune di Saccolongo, questo è il nostro scolo Bolzano. Al lato di questo canale viene realizzato questo bacino, ovvero come dire l'area appunto che viene dedicata per gli allagamenti. Viene realizzato questo bacino che attraverso un'opera di presa in questo punto la si va ad alimentare e poi alla fine ho un'opera di restituzione delle portate, delle acque appunto, e vengono restituite a valle, potrebbe essere, ecco come in questo caso, a valle di un centro abitato, tale per cui insomma non metto in crisi tutta l'area urbanizzata. Appunto, come vi dicevo prima, realizzando i 4 interventi previsti ho questo risparmio, o comunque riesco a stoccare questi 800.000 metri cubi. L'area irrigua che vado a servire è di circa 85 ettari. Appunto gli invasi, le casse di espansione che vado a realizzare, le vado a realizzare in aree dove ho già avuto degli allagamenti, per cui si presta benissimo appunto a questo tipo di intervento, e sono appunto aree ad elevata criticità perché magari ci sono, come dire, come vedete in questo caso,
delle abitazioni e come dicevo prima sono aree sì, come dire, attualmente coltivate ma non coltivazioni di pregio, quale potrebbe essere, non so, la coltivazione, quale potrebbe essere il vigneto, per cui avrei dei costi elevati per andare, come dire, ad espropriare queste aree. Adesso io volevo farvi vedere una sorta di animazione per farvi capire un po' come funziona appunto la laminazione in presenza o meno di un bacino di laminazione. Allora, qua questa è una situazione in cui appunto ho la città, la campagna e ho il mio scolo e non ho nessun bacino di laminazione. Appunto inizia la pioggia, vedo che il canale si ingrossa, ovvero aumenta il livello d'acqua all'interno del canale. A un certo punto viene una quantità d'acqua che il canale non riesce più a smaltirla. Cosa succede? Succede che esonda e va ad allagare sia i centri abitati che la campagna. Poi smette di piovere, il canale si abbassa lentamente, ma vedo che l'allagamento rimane. Nel caso in cui io abbia realizzato un bacino di laminazione, ovvero quelle casse di espansione che vado a realizzare di fianco ai canali, ho una situazione di questo tipo. Ho l'area urbanizzata, che è questa che vedete a sinistra, però alla mia destra ho realizzato questo bacino di laminazione. Cosa succede? Piove, il canale appunto aumenta di livello, inizia ad esondare, però vedo che esondano verso, come dire, l'area urbanizzata, esonda verso il mio bacino di laminazione, per cui lo vado a riempire. Smette di piovere, si abbassa il livello, si abbassa sempre di più e comunque vedo che ho preservato le mie abitazioni, le mie città e ho stoccato l'acqua all'interno del bacino di laminazione. Poi alla fine smette di piovere e dopo qualche giorno vado anche ad, come dire, a svuotare il bacino di laminazione. Ecco, questa è una, come dire, una diapositiva, un render di come può risultare alla fine, per cui vedete che c'è, questo qua è il mio bacino di laminazione con tutte le alberature che vado a realizzare all'interno, per cui i manufatti che posso realizzare all'interno di questo bacino di laminazione è il manufatto di presa o di immissione dal canale, che è a questo punto, il manufatto di scarico alla fine di tutto il mio percorso che faccio fare all'acqua, per cui è un manufatto in questo punto. La zona golenale è questa zona qua che vedete dove c'è la presenza di alberi che può essere allagata durante certi eventi come dire, eventi meteo. Il manufatto di sbarramento che mi permette di allagare questa area e il bacino di laminazione è tutta l'area che io vado a realizzare. Ecco, come vedete sotto, la progettazione dell'intervento è stata appunto realizzata dal Consorzio di Bonifica Batiglione e dai comuni e è un intervento molto costoso. Noi abbiamo la speranza, insomma, che ci venga finanziato e come vedete sotto la spesa complessiva per andarlo a realizzare è di circa 33 milioni di euro, per cui è una spesa molto ma molto importante. Alla fine, per darvi appunto, per riassumere il progetto in numeri, abbiamo 4 bacini multiobiettivo, come vi dicevo prima, gli 11 comuni coinvolti sono 11, un invaso utile di 800.000 metri cubi, una capacità di riduzione appunto delle portate, ovvero quello che io riesco a stoccare all'interno di quei bacini è una riduzione del 30%, vado ad aumentare un'area irrigua di 85 ettari e la spesa complessiva, come vi dicevo prima, è di 33 milioni di euro. Però, vedendo appunto le ultime righe sotto, grazie a questa creazione appunto di questi invalsi, potrà migliorare la gestione del deflusso dell'acqua, sia per quanto riguarda la sicurezza idraulica, per cui ci mettiamo a riparo da eventi di piena, ovvero inondazioni,
e sia per quanto riguarda anche la salvaguardia degli ecosistemi esistenti. Inoltre riesco appunto a trattenere l'acqua che mi permette di utilizzarla dal punto di vista irriguo ed evitare appunto gli allagamenti verso le aree di valle. Io vi ringrazio. Grazie mille Nazareno, togli pure la condivisione, anche se la foto che hai messo in conclusione è molto bella del vostro comprensorio. Hai detto delle cose tutte interessantissime, volevo solo così fare portare l'attenzione su un tema, no? Che da tecnici si è abituati, soprattutto quando si lavora con l'acqua in irrigazione, si è abituati a lavorare sui grandi numeri, no? E delle volte passano un po' in secondo piano. Cifre grosse a noi sembrano normali, ma se dovessimo trasportare quegli 800.000 metri cubi di acqua, creeremo con le autobotti normali, insomma tipo quelle che possiamo vedere in autostrada o per la strada in giro quando siamo in macchina, creeremo una fila di autobotti lunga 800 km, quindi è molto interessante poi dare la dimensione alle cose, no? E questo poi giustifica anche gli investimenti, perché giustamente tu hai fatto vedere anche quelli che possono essere i costi di queste opere, che è la mia sensibilità rispetto a tutti quelli che vengono spesi in un anno a livello di spesa pubblica, rimangono comunque poca cosa, no? Ma poi devono essere anche percepiti dal pubblico e insomma dare poi la dimensione, rendere concreta la dimensione delle cose giustifica anche le cifre che vengono proposte. E tra l'altro una cosa molto interessante è che il vostro territorio poi diciamo, è esteso, adesso abbiamo parlato dei Colli Euganei che sono la parte ovest del vostro comprensorio, ma il vostro comprensorio arriva fino al mare, no? Assolutamente sì, assolutamente. E i problemi al mare, diciamo, i problemi in area litoranea cambiano, perché noi possiamo anche avere delle infrastrutture per trattenere l'acqua e per trasportarla, ma poi se tutto il lavoro viene inficiato da problemi come quelli che abbiamo visto l'estate scorsa, ma che ormai si verificano sempre più spesso, di cosiddetta intrusione del cuneo salino, cioè il mare che risale lungo i fiumi, tutto questo lavoro rischia di andare disperso. Ed ecco che il prossimo relatore, l'ingegner Rodolfo Laurenti, vice direttore del Consorzio di Bonifica Delta del Po, ci darà uno sguardo molto interessante di quelle che possono essere delle misure utili a contrastare la risalita del mare, diciamo così, e a tutelare sempre di più la risorsa, l'acqua dolce, che è la risorsa fondamentale per la vita dell'uomo e del territorio. Grazie Rodolfo, ti lascio la parola. Vediamo la tua presentazione se è già in condivisione. È già in condivisione, grazie. Buongiorno, come mi ha introdotto anche Filippo, io lavoro nel consorzio di bonifica Delta del Po, il cui comprensorio è proprio identificato proprio come il delta idrografico del Po. E per andare a vedere, ecco, dove siamo localizzati, no, nel Veneto siamo proprio nella parte sud orientale del Veneto, dove sfociano i rami del fiume. Per capire qual è il nostro comprensorio, io qua adesso ho messo un po' di dati, però quella che è la caratteristica principale del nostro comprensorio è quello di essere circondato di acqua, quindi come già detto più volte, da tutti i rami del fiume, Po e anche della foce dell'Adige, ma anche naturalmente per tutta la parte orientale dal mare e da un sistema di acque di transizione, quindi che sono lagune e valli da pesca. Quindi dei 62.000 ettari e oltre del nostro comprensorio, 2/3 sono aree urbanizzate ed agricole, cioè le aree dove sono presenti i paesi, le città dove viviamo, e la campagna, quindi la parte
dedicata più all'agricoltura. Tutto il resto stiamo parlando di acqua che ci circonda da tutti i lati. Naturalmente le colture prevalenti sono le tipiche estensive, vedete il grano, il riso, il mais, anche delle colture più di tipo orticolo, e naturalmente una caratteristica è quella della presenza delle risaie. Questi dati, che vedete anche in numeri percentuali, stanno cambiando naturalmente anche a causa di quello che si è già accennato durante questa presentazione, e i lavori che stiamo presentando sono volti a mitigare questi effetti dei cambiamenti climatici. Il punto della mia presentazione e dell'intervento che vi farò vedere è quello della siccità, cioè le minori piogge, le minori precipitazioni nevose che stiamo avendo ormai da più di un anno e mezzo in tutta quella che è la pianura padana, e anche nel nostro Veneto e anche nel nostro comprensorio qua nel Delta del Po, si traduce in una forte carenza idrica. Quindi siccità, piove meno, si innalzano anche le temperature medie, i dati li vediamo ormai su tutti i giornali e telegiornali, e le portate dei fiumi, nel nostro caso io sto parlando di fiume Po e fiume Adige, sono in drastico calo, sono sotto tutte le medie mensili, anzi stanno toccando il minimo storico di ogni mese. E questa situazione, come abbiamo visto nei consorzi che mi hanno preceduto, si sta ripercuotendo anche in quelle che sono le falde, quindi anche le acque sotterranee stanno calando. Quindi il calo è generalizzato nella precipitazione, nelle acque nei fiumi e nelle acque in falda. Qui nel Delta del Po, adesso vedete anche delle immagini, poi ci saranno anche altri consorzi litoranei, c'è una quarta problematica molto importante, che l'acqua del mare mi risale al contrario ai fiumi. Se, come detto prima, non c'è una portata sufficiente del fiume, vedete in queste immagini, questo è il fiume Po, che naturalmente io sto indicando il ramo principale, deve scorrere verso il mare, e naturalmente poi ci sono tutti i rami secondari. Se, come detto prima, per le cause che ho velocemente elencato, ma che tutti conosciamo perché basta guardare in qualsiasi giornale, la portata del fiume non è più dentro determinati valori, anzi è verso il minimo storico mai registrato, ormai da mesi, il fiume, come ci insegnavano alle elementari, no? Che c'è la montagna con il fiume che scorre dalla montagna verso la pianura che poi sfocia a mare, questo semplice schema che abbiamo in testa tutti, in questo momento nel Delta del Po non sta più funzionando. Il fiume non ha più la forza di scorrere verso il mare. Anzi, il mare mi risale al contrario, come vedete nella sequenza di immagini che vi sto facendo vedere e proiettando, come questa tendenza di risalita del mare all'interno del fiume, la cosiddetta intrusione del cuneo salino, sta progressivamente, sempre più velocemente, accentuandosi e ad aggravandosi dentro il territorio. L'anno 2022 è stato l'anno più negativo per quanto riguarda le portate del fiume sia Po che Adige, e ci ha portato la presenza di acqua salata fino a 40 km all'interno della linea di costa, all'interno verso l'entroterra. Il che vuol dire che, come si vede dall'immagine, che tutto il Delta del Po, tutto il consorzio nel quale io lavoro e nel quale naturalmente la nostra attività è anche di distribuire acqua dolce, acqua per irrigazione alle campagne, non è stato possibile garantirla con continuità, perché se l'acqua dolce che io prelevo dal fiume e che mi aspetto essere presente nei rami del fiume non c'è più per i mesi estivi, io non
non derivo acqua, non vado ad attivare le derivazioni di acqua e le campagne sono rimaste senza poter essere irrigate per tutta la scorsa estate. E vedete la progressione di questo fenomeno negli anni. Quindi ormai per noi è un termine che usiamo 100 volte al giorno, però magari per chi non è delle zone litoranee può essere un termine sentito ma non proprio chiaro. Cuneo salino, intrusione di acqua di mare che mi risale al contrario il fiume. Si chiama cuneo perché l'acqua salata del mare è più pesante e quindi resta sul fondo del fiume e si infila, come vedete la colorazione arancione dei rami del fiume, con una forma tipica a cuneo. Ma veniamo a quella che è una delle nostre soluzioni per poter fare cosa? Per poter fermare questa risalita, per fermare l'acqua del mare, l'acqua salata dove deve stare, quindi al mare, e poter trattenere quanta più acqua dolce dove deve stare, quindi nel fiume, in ambiente fluviale. E l'idea che stiamo prospettando e ormai la stiamo proponendo, ideando e si può dire ormai da questa settimana progettando, perché è appena arrivato un importante finanziamento dal Ministero dell'Interno, è quella di realizzare una, ecco la vedete qua, una opera di sbarramento, un'opera di una sorta di barriera. Come funziona questa barriera? La dovremo ancora progettare, non sarà un'opera facile da progettare in tutta la sua complessità, perché si tratta di andare a chiudere parzialmente quello che è il ramo principale del più grande fiume d'Italia, quindi il Po. Vedete sulla sinistra qua è uno schema, è un'idea progettuale, è una sezione naturalmente in questo punto del ramo principale del fiume, atta a far cosa? Atta a, sicuramente tutti avete visto e avete capito come funziona il sistema MOSE a Venezia. Quindi una sorta di paratoie mobili agganciate al fondo che ha la necessità, se qua consideriamo che il fiume mi scorre da monte verso il mare, ha la necessità dalla posizione di fondo vengono alzate e mi trattengono l'acqua del fiume, naturalmente quanto necessario, me la trattengono dentro l'ambiente fluviale. Quindi una sorta di sistema, dico MOSE perché tutti è nel nostro immaginario, nella nostra, lo vediamo tutti i giorni, che deve essere finalizzato a trattenere l'acqua del fiume dentro il fiume e al tempo stesso mantenere l'acqua e fermare l'acqua salata lato mare. Ma naturalmente qualcuno di voi starà pensando che ma se il fiume Po è un fiume a delta e voi fermate, eccola qua, vedete, questi sono i rami del Po e noi andate a fare un intervento in questo punto qua, vabbè, funzionerà anche in questo punto qua, ma tutti gli altri rami del fiume sono soggetti sempre ad intrusione salina. In realtà il modello matematico che abbiamo studiato ci dice il contrario, cioè creando una sorta di ostruzione nel ramo principale del fiume, quindi dove mi esce la maggior portata del fiume, che non vuol dire chiuderlo totalmente, ma vuol dire rallentarne la corsa, vuol dire innalzare il livello del fiume a monte, naturalmente, dalla parte del fiume, rallentandone quindi la portata verso mare. Cioè il concetto molto semplice è quello di non lasciare scappare tutta l'acqua dolce che scorra liberamente da monte verso valle e verso mare. Stiamo parlando di invasi, stiamo parlando di accumulare l'acqua. Il modo che abbiamo pensato di accumulare l'acqua e trattenerla nel delta del Po è quello di rallentarne la corsa nel fiume. Rallentandone la corsa nel fiume, cosa succede nel ramo principale del fiume? Cosa succede nei rami secondari?
è l'esempio banale della canna da giardino, no? Se noi abbiamo la canna con la quale innaffiamo il giardino, che magari ha qualche buco nella gomma, nella parte flessibile, e andiamo ad ostruire parzialmente l'uscita principale dal tubo, cosa succede? Che i buchi nella gomma aumentano la loro portata, l'acqua zampilla più forte nei buchi presenti. E stessa cosa abbiamo l'ambizione di andare ad applicarla al Po, cioè rallentando nella portata l'uscita verso il mare, ecco che il fiume si ingrossa, diciamo, a monte, e quindi questa maggior portata va a redistribuirsi sui rami secondari, che in questo modo avranno maggior forza e potranno contrastare le azioni di risalita del mare. Dai calcoli, adesso ci sono dei numeri lì, vedete, però ve li dico, ve li commento in maniera molto semplice. Realizzando questa parziale occlusione, questo sbarramento nel ramo principale, otterremo l'effetto di triplicare la portata del fiume presente. Quindi vuol dire che se come ad oggi abbiamo 500 metri cubi al secondo che mi scorrono nel fiume Po, con la barriera ne potremo avere 1500. L'effetto è quello di non lasciare scappare via questa portata, ma redistribuirla nei rami secondari. E in questa maniera, qua ci sono un po' di numeri, otterremo una capacità di invaso, adesso qua vedete numeri molto, molto grandi di metri cubi, ma vuol dire che noi in questo modo potremo avere per tutta la stagione estiva presenza di acqua dolce nel fiume Po e quindi poter attivare tutte le derivazioni e le opere di presa, quindi il prelievo di acqua dolce che ha il consorzio, per distribuirle in tutte le aree agricole. È chiaro che si sta parlando di un intervento molto ambizioso, qua abbiamo un importo previsto di lavori di 50 milioni di euro, mi verrebbe a dire anche oltre 50 milioni di euro, e la sfida nostra, come ho detto prima, l'iter comincerà questa settimana, è appena arrivato il decreto di finanziamento, quindi cominceremo a progettare e a compiere tutti gli studi di progettazione, è quello di fare presto, perché un'opera così importante in un territorio così importante vuol dire l'importanza è anche quella di realizzarla, scusate, di realizzarla in breve tempo. Quindi un'opera risolutiva per il delta del Po, per le acque dolci del delta del Po, deve essere realizzata al massimo in 5 anni. Io ho concluso, ne ho presentata solo una, la più importante e anche la sfida più ambiziosa che abbiamo come delta del Po. Non la vediamo. Grazie mille, grazie Rodolfo, una presentazione davvero efficace di un progetto ambizioso quanto diciamo, adeguato alle sfide che in questo tempo così ricco di cambiamenti, non ultimo il cambiamento climatico, ci sta ponendo. E devo dire che da quello che abbiamo visto stamattina emerge veramente lo dico con orgoglio, anche una capacità di stare davvero sul momento che stiamo vivendo con strategie diverse, perché diversi sono i territori, perché diverse sono le situazioni, ma tutte in qualche modo legate da il fattore comune di far fronte alle criticità che il clima, la siccità, la scarsità diciamo, delle risorse e nella diversa distribuzione delle risorse, quindi della piovosità in particolare, che tutti questi fattori ci stanno ponendo. E il prossimo intervento non è da meno perché a mio avviso davvero l'uovo di Colombo, insomma, una pensata molto intelligente, molto interessante, che anche qui può essere vista da punti di vista diversi, nel senso fa più funzioni e lo sentiremo dal prossimo relatore.
e in particolare lavoriamo su una particolarissima topologia di invaso. Cerchiamo di aumentare una caratteristica del suolo che poi è quella che lo fa lavorare come una spugna, e sentiremo quanto questo è importante sia per l'agricoltura che per la sicurezza idraulica, ma anche poi per lo stoccaggio di carbonio e per tutte le strategie di idratamento che ci siamo detti. Il contesto è quello del Consorzio Veneto Orientale, quindi la zona di San Donato Portogruaro, e abbiamo il dottor Giampaolo Rossi che si occupa della parte agraria del consorzio e ci parla appunto dell'aumento della capacità di ritenuta idrica dei suoli. Grazie Giampaolo. Buongiorno a tutti e grazie a voi. Approfitto mentre condivido lo schermo per ringraziare dell'invito, salutare le scuole e adesso che ho la parola salutare anche i miei colleghi che ho ascoltato molto attentamente e che mi stupiscono sempre, perché i consorzi, ragazzi, questa è la prova dei grandi enti e speriamo di avervelo trasmesso. Dovreste vedere nel frattempo la mia presentazione. Vi chiedo, Sì, Filippo, la se... vediamo, Giampaolo. Ok, perfetto, bene. Allora, vado in condivisione, ok, e sì, come anticipava Filippo, io lavoro appunto nel Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, che come vedete qui nella mappa che hanno già usato nei precedenti interventi, ovviamente quello posto nell'ambito più a est della regione Veneto, ed è un territorio che ha le sue peculiarità, come tutti i territori che hanno già presentato i miei colleghi, e diciamo semplicemente per la sua vicinanza al mare effettivamente condivide oneri e onori che ha citato poco fa Rodolfo, perché effettivamente essendo un contesto litoraneo condividiamo molte delle caratteristiche che hanno alcuni e che ha per esempio il Delta del Po, che è stato appena citato. Non da ultimo vedete, insomma, questa è sono delle nostre planimetrie che identificano l'ambito di applicazione del nostro territorio, che appunto coincide per la maggior parte con il confine regionale, poi ovviamente il contesto della laguna nord di Venezia e sud il mare Adriatico, e è un territorio di circa 113.000 ettari, di cui 2/3, come potete vedere dalla carta altimetrica, che è quella al centro di questa slide, si trova sotto il livello del medio mare. Quindi il drenaggio delle acque, di tutte le acque piovane, quindi meteoriche e non, di questa maggior parte del nostro territorio avviene grazie al sollevamento tramite 81 impianti idrovori e una serie di opere idrauliche, tra cui i canali e le arginature di difesa a mare, che consentono appunto di mantenere tale il territorio che conosciamo nel Veneto orientale. All'interno di questo nostro contesto ci sono circa 30 comuni con oltre 200.000 abitanti, che però raggiungono qualche milionata, circa 15 o 20 milioni, dipende dalle annate di presenze turistiche annuali su tutto il litorale, da Cavallino, Tre Porti a Bibbione. E alle spalle di questo litorale c'è un contesto altrettanto di pregio, di pregio agricolo, insomma, ma comunque ecologico e ambientale, all'interno di un'area di circa 60.000 ettari, che sono la superficie entro il quale il consorzio distribuisce l'acqua dolce per fare irrigazione e il mantenimento di questo ecosistema complesso. Le culture che vedete principalmente sono le solite che abbiamo già sentito, quindi mais, soia, e poi una superficie abbastanza importante in una zona DOC di presenza di vigneti e diversi frutteti. La tipologia principale di irrigazione, che lì ho messo semplicemente solo sul mais, ma principalmente è i metodi ad aspersione, quindi quelli che hanno già anticipato anche gli altri colleghi, ed è, devo dire a nostro avviso, una buona cosa, in forte sviluppo anche l'utilizzo della microirrigazione, cioè, non so se l'avete viste, ma si vedono anche in maniera molto diffusa adesso, l'irrigazione goccia a goccia cosiddetta, principalmente sulle culture, i vigneti, i frutteti, perché sono ovviamente delle installazioni fisse. Il progetto Soil Bank come si colloca in questo ambito particolare? Adesso non voglio fare quello diverso dagli altri, ma sarò effettivamente, invece che parlarvi solo di acqua, vi parlerò di suolo prima di parlarvi di acqua, perché come potete vedere qui ho usato
un'immagine presa dal sito dell'ARPAV che identifica la percentuale di carbonio organico presente all'interno dei suoli della regione Veneto. E come potete notare, al di là delle montagne che ovviamente per loro natura ne sono ricche, ma nel contesto di pianura vedete che siamo in una situazione diffusa assolutamente non vorrei dire tragica per spaventare nessuno, ma insomma non siamo messi proprio bene, perché vedete che i contenuti medi di sostanza organica, che è una componente fondamentale della fertilità dei suoli, e ha diverse caratteristiche, tra cui quelle che ha anticipato Filippo, cioè quella di essere uno dei principali metodi di ritenzione idrica del terreno, quindi la capacità del terreno di trattenere l'acqua. Siamo mediamente in Veneto sotto l'1%. È un dato che solitamente in altri contesti viene identificato per verificare il grado di desertificazione dei terreni. Quindi se non vogliamo che tutte le infrastrutture che mettiamo in moto per utilizzare l'acqua poi vengano utilizzate, mantenere l'acqua, invasarla, tutte le cose che ci hanno anticipato i colleghi, per poi distribuirle su dei terreni desertificati, una di questa azione che in particolare noi abbiamo tentato di fare con questo nostro progetto pilota è quella appunto di utilizzare il suolo stesso con le sue caratteristiche che naturalmente avrebbe avuto e ha avuto in passato, per trattenere appunto acqua. Ma trattenerne quanta? Trattenerne non un valore così, diciamo, di minima, ma addirittura con delle stime che abbiamo fatto di portare a un invaso di circa 150 metri cubi per ettaro in media. Perché ci puntiamo su questa cosa qui? Intanto in parte vi metto un focus sempre dello stesso dato, però strettamente legato al nostro contesto del Veneto orientale, perché la capacità di stoccaggio del carbonio dei terreni, che è stata anche anticipata da Filippo in premessa, è proprio questa, cioè anche all'interno della nuova PAC e di tante altre politiche, la PAC è la politica agraria comunitaria, quindi quei mezzi sostanzialmente di supporto economico all'agricoltura, punta al fatto che la capacità del suolo di stoccare carbonio sostanzialmente viene principalmente premiata come mezzo di stoccaggio sostanzialmente dell'aumento della CO2 che c'è nell'aria per contrastare l'effetto serra e tutte le cose che normalmente sono sicuro avete già sentito parlare. Ma l'effetto della sostanza organica e l'aumento della capacità e dell'effetto sostanzialmente la capacità, scusate, che la sostanza organica ha sulle caratteristiche idrologiche dei suoli, non ha avuto la pari attenzione, perché il surriscaldamento globale, l'aumento della CO2, i problemi alle targhe alterne, quindi ti obbligano a stare a casa con la tua macchina, incide di più e quindi ha avuto più interesse rispetto al fatto connesso dell'acqua, e quello che diceva anche l'ingegner Niceforo: finché l'uomo non ha un problema non se ne renderà conto di quanto è importante. Quindi ci auspichiamo che progetti come questi possano voltare anche l'interesse su questo, cioè l'aumento della sostanza organica dei suoli può dare capacità di ritenzione, quindi trattenere l'acqua nei suoli. Come di fatto il suolo di per sé, nelle sue caratteristiche idrologiche, ce l'ha già di natura questa sua capacità, e il fatto di poter lavorare per incrementare il suo effetto spugna che ha, perché di fatto lui è una gigantesca spugna, ci consentirà di ottenere questo concetto che noi chiamiamo diga diffusa, e sostanzialmente evitare cosa? Evitare quello che si vede più frequentemente in molte proprietà agricole nel nostro Veneto, cioè il ristagno superficiale di cui vedete una foto, ma favorirne, tramite l'aumento della sostanza organica, il trattenimento all'interno appunto dei suoli, la cosiddetta acqua libera. Come lo si fa? Ovviamente il terreno, adesso non entro tanto nei dettagli, ma il suo interno ha delle microporosità, ok, che vengono mantenute all'interno della struttura del suolo proprio dalla presenza della sostanza organica, che nell'immaginetta là in alto a sinistra vedete chiamata organic matter in inglese, e degli studi che ormai hanno diversi anni già condotti in passato negli Stati Uniti, lì sono riportati ovviamente con il loro sistema di unità di misura, ma sostanzialmente oltre 30 anni fa dicevano già che un 1% di incremento della sostanza organica può portare a una capacità di trattenimento di acqua disponibile di oltre 50 metri cubi per ettaro. Vedete poi che dei dati su quel semplice istogramma che vi ho messo lì, dove si identificano in alto a destra alcune caratteristiche dei principali
tipologie di suoli distribuite all'interno tra le foreste e i suoli agrari dove viene fatta agricoltura conservativa, vedete insomma che la capacità di infiltrazione e di trattenimento dell'acqua nel suolo è direttamente proporzionale all'investimento che c'è di sostanza organica in questi terreni. Come lo possiamo fare nei nostri contesti? E qui vi faccio vedere alcuni aspetti proprio di questa idea di buona pratica agricola che da più di 5 anni il nostro consorzio applica su un'azienda agricola sperimentale che ha di proprietà in comune a San Donà, quindi le immagini che vedete sono state tutte scattate in questo contesto. Le buone pratiche per aumentare la sostanza organica sono molto semplici, difatti riguardano l'utilizzo delle cover crop o appunto cosiddette culture di copertura, che dopo vedremo cosa sono, la fertilizzazione organica e l'utilizzo della microirrigazione, che ci crederete o no, ma dopo vediamo che ha un effetto anche questa sulla sostanza organica. Sostanzialmente noi che cosa abbiamo fatto? In base anche a diversi parametri legati a ovviamente normative, ma anche alla convenienza stessa, quindi al costo-opportunità della distribuzione di sostanza organica, abbiamo avuto appunto le nostre esperienze dove abbiamo aggiunto compost e digestato, che sono due matrici organiche provenienti da, come vedete scritto in alto, da percorsi differenti, ma sostanzialmente matrici organiche già presenti nel territorio, quindi riutilizziamo la sostanza organica che circola nel territorio sui nostri territori stessi, e le abbiamo utilizzate ovviamente in base alle loro caratteristiche per confrontare quale di questa era il veicolo migliore per incorporare sostanza organica. Il compost fatto dalla fermentazione appunto del residuo dei solidi, dei rifiuti quali ramaglie, umido, eccetera, eccetera, e il biogas invece da un'azienda agrozootecnica e quindi con impianto a biomasse che fanno energia elettrica, e alla fine del processo di digestione appunto emergono questi prodotti solidi e li abbiamo utilizzati e distribuiti in base appunto alle loro caratteristiche che vedete sotto. Abbiamo alternato la fertilizzazione con questi apporti di sostanza organica con l'utilizzo delle cover crop, dette anche culture non da reddito, sono di fatto un investimento che bisogna fare sui territori, e in base alle tipologie di territori ci sono tantissimi tipi di cover crop, e si utilizzano quando? Si utilizzano appunto come culture di copertura, cioè per mantenere attivi alcuni processi macroscopici o addirittura microscopici dei microorganismi nei processi per esempio di fissazione dell'azoto, di copertura del terreno, di creazione della biomassa, che poi nell'anno successivo, prima che io vada a riseminare il mais o la soia o la mia cultura da reddito, come vedete sulla linea temporale che c'è qui, mi consentono di avere quindi una pianta da interrare e anche in questo caso incorporare sostanza organica nel terreno. Altrettanto gli effetti che abbiamo visto nella nostra sperimentazione, che sono riportati qua, quindi il confronto rispetto alla percentuale di carbonio organico nei primi 40 centimetri, vedete che hanno avuto un effetto con l'utilizzo del compost e del digestato, maggiore o minore, ok? Vedete il confronto dal 2019 quando abbiamo iniziato e il 2022. Un effetto che è un periodo molto breve, mi sono dimenticato di dirvelo, ma per avere effetti sui terreni in relazione a questa componente, cioè la sostanza organica, normalmente ci vogliono molti anni, molte decine di anni per avere dei risultati, però partendo da, come nel nostro caso, una situazione molto critica, cioè sotto l'1%, vedete già che in poco tempo qualcosa è emerso. Vedete gli effetti positivi del compost rispetto al digestato, come vedete che le cover effettivamente danno un valore aggiunto legato alla sostanza organica minimo, però molto più importante rispetto alla gestione dei nitrati, e vedete che anche l'irrigazione fa il suo buon effetto. Questo perché? Perché mantenere il territorio e mantenere il suolo umido dà sostanzialmente una marcia in più a tutte le attività dei microorganismi che servono appunto alla fissazione del carbonio organico. Tutta questa cosa l'abbiamo fatta con un progetto che si chiama Soil Bank, e per voi generazioni smanettone vi lascio il QR code, perché se volete inquadrarlo vi porta sostanzialmente alla pagina del nostro sito dove presento un DocuWeb, cioè sostanzialmente un documento interattivo con foto e video che vi consentirà di scoprire magari meglio nel dettaglio le cose che adesso per questioni di tempo ho dovuto dire in maniera estremamente veloce, e ovviamente ci sono anche i nostri riferimenti perché siamo a disposizione qualsiasi dubbio vi possa venire. Quindi tornando
alla nostra progettualità e specifica all'attività fatta con Ambi, abbiamo sostanzialmente esteso quello che abbiamo fatto nella nostra aziendina di 10 ettari in due contesti estremamente estesi di due aziende che hanno aderito a questo protocollo Soil Bank, così lo chiamiamo, quindi aziende che vogliono adottare queste buone pratiche. Effettivamente con i dati che adesso dovremo mettere in piedi, lo studio porta a valutare un interessamento di circa 2000 ettari, ok? Dove a fine di un periodo ovviamente necessario perché questi lunghi processi biologici possano portare a un risultato, avremo uno stoccaggio su questi 2000 ettari stimato di circa 300.000 metri cubi. Ovviamente questo è un protocollo, come ho chiamato lì, è una prassi, è una buona pratica che ovviamente qui sta molto oltre al risultato la divulgazione, che se estesa ovviamente per esempio al contesto del Veneto orientale, se su 2000 ettari ho 300.000 metri cubi di invaso, cosa posso fare se interesso le aziende del territorio del Veneto orientale? O la domanda che vi faccio è: cosa facciamo se riusciamo a interessare buona parte delle aziende che magari ci sono all'interno degli altri consorzi? Questa è una domanda che vi lascio di spunto e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Giampaolo, davvero preziosa questa presentazione. A me questo progetto personalmente piace tantissimo e non ti nascondo che sono andato anch'io, pur non essendo giovanissimo, a smanettare col QR code ed è molto interessante far girare queste informazioni, perché come hai detto tu, tante volte da un esempio poi possono nascere grandi risultati. Il prossimo intervento riguarda invece un'altra caratteristica diciamo così, in qualche modo di riuso, di gestione sostenibile di qualcosa che c'è già, che diciamo, in questo senso le due cose possono stare vicine, queste che abbiamo appena sentito. Il prossimo relatore, per vostra sfortuna, sono io, perché il collega del Consorzio Acque Risorgire ha avuto un piccolo problema e non ha potuto essere tra noi oggi, e quindi lo sostituisco io. Il consorzio è quello delle acque risorgive, cosiddetto, è il consorzio di Mestre, lo vedete, stretto tra le province di Venezia, Treviso, Padova e Vicenza, e è un consorzio di circa 100.000 ettari, all'interno del quale ricadono 700.000 abitanti e ricomprende la zona di Mestre, come dicevamo prima. E di cosa parliamo? Parliamo del riuso delle acque. Quali acque in particolare vogliamo riusare? Le acque reflue, cioè le acque che derivano dagli scarichi idrici, che possono venire sia dagli usi civili, quindi dalle nostre abitazioni, che dagli usi industriali, come vedete qui. Questo scarico entra, come già dovrebbe avvenire, in un depuratore. Il depuratore fa il suo opportuno trattamento e lo riconsegna, deve riconsegnare un'acqua adeguata all'utilizzo dell'irrigazione in agricoltura, diciamo o direttamente o attraverso lo scarico nei fiumi, per arrivare alla produzione agricola. Ovviamente ho semplificato tantissimo, non ho la pretesa qui di esaurire il processo industriale, ma diciamo così, le acque reflue sono una risorsa idrica su cui, a differenza della pioggia, si può fare sempre affidamento, perché come tutti sappiamo nelle nostre case nessuno smette mai di usare l'acqua, fin tanto che l'abbiamo, e quindi continuiamo a produrre importanti quantità di acque reflue che devono essere gestite. Queste acque reflue, a seconda degli usi da cui provengono, possono essere inquinate da composti organici, da batteri e da altri elementi che non vanno bene e che quindi dovranno, diciamo così, essere tolti dall'acqua che andremo a riusare, ma costituiscono una risorsa completamente recuperabile e grazie alla tecnologia presente può essere fatto a scala industriale. Il perché è facilmente comprensibile: siamo in epoca di scarsità idrica e quindi dobbiamo valorizzare
la risorsa laddove ce l'abbiamo. In più, ormai sappiamo che la normativa sia europea che nazionale è sempre più indirizzata al riuso delle acque e opportunamente trattata è una risorsa importantissima. Vediamo qui due casi veramente interessanti legati ai depuratori di Campalto e di Fusina nell'area veneziana, perché peraltro, come tutti sappiamo, molto spesso i depuratori già scaricano nei fiumi o nei canali e quindi, diciamo così, già ci troviamo a dover in qualche modo avere a che fare con queste tematiche. Però invece questi due depuratori, che producono anche quantità importanti di acqua, in realtà in questo momento stanno scaricando a mare, per cui quest'acqua sarebbe completamente in più rispetto a quella che già abbiamo. Ecco qui la localizzazione, no? Vedete, rispetto al centro di Mestre, alla zona industriale di Mestre, Fusina sta in questo punto e Campalto invece sta più nella zona nord, la zona di Favara Veneto. Le due aree interessate sono queste, le abbiamo viste, un po' così qualche cenno, arrivano i reflui, per esempio il depuratore di Fusina, arrivano i reflui dalla città e da alcune attività industriali, il depuratore fa la propria azione, poi ha un'area qui di finissaggio da cui prima destina le acque e poi le riceve nuovamente per scaricarle a mare lontano dalla costa. L'area umida che si crea è questa e l'obiettivo è quello di realizzare un impianto che potenzi la depurazione, renda l'acqua effettivamente idonea per l'uso in agricoltura, che sapete è un uso molto nobile, insomma deve essere di buona qualità, e andiamo a recuperare, tenetevi forte, il numero è grosso, addirittura 14 milioni di metri cubi all'anno, per servire un'area di circa 2000 ettari. 2000 ettari, se facciamo un ettaro in campo da calcio, che è una proporzione anche un po' piccola, sarebbero di più, però diciamo più di 2000 campi da calcio, e la zona la vedremo adesso. Quello che mi preme sottolinearvi è che questi laghetti, come quello che abbiamo visto prima, possono essere anche diciamo, adattati a contenere dei pannelli fotovoltaici galleggianti per produrre addirittura 2000 kW, che andrebbe, diciamo così, a coprire circa il 50% del fabbisogno energetico di questi impianti. L'area servita è questa che vedete in giallo, quindi un'area che inizia a diventare importante, un'area che adesso ha viene servita dall'irrigazione in maniera cosiddetta di soccorso, quindi vengono riempiti i canali quando l'acqua c'è e ciascuna azienda agricola li preleva autonomamente. Con questo sistema invece si andrebbe ad infrastrutturare l'approvvigionamento, quindi a fornire sostanzialmente dei tubi che arrivano in ciascuna azienda agricola per automatizzare, diciamo così, un po' il servizio e il processo irriguo. Vedete infatti che i pallini verdi sono tutti i punti di consegna e le linee rosse sono le linee di adduzione, come se fossero dei tubi sostanzialmente. Stesso discorso per il depuratore di Campalto, per il quale verrebbe creato un bacino di accumulo che fa la stessa funzione dell'area umida che abbiamo visto prima, e in questo caso andremo a produrre 5 milioni di metri cubi all'anno al servizio della metà della superficie che abbiamo visto prima, ma comunque molto grande, che è di 1000 ettari, e andiamo a produrre, sempre utilizzando dei pannelli fotovoltaici galleggianti, una potenza, diciamo così, di 1000 kW, che anche qui va a coprire, visto che l'impianto è leggermente più piccolo, circa il 50% del fabbisogno. Qui stiamo parlando peraltro di problematiche anche legate alla situazione costiera, diciamo, all'area costiera in cui ci troviamo, quindi in queste zone abbiamo anche acqua che risente, come abbiamo visto prima, dell'influenza del mare e quindi della salinizzazione. Vedete che anche qui l'area servita è molto grande
e questo progetto potrebbe essere davvero un toccasana per risolvere molti dei problemi che abbiamo sentito anche oggi. Quello che va davvero sottolineato è che in tempi di scarsità bisogna andare a recuperare la risorsa dove c'è, e sicuramente i punti diciamo, come i depuratori possono essere davvero una grande risorsa, e anche se qui si pone un tema della qualità e devono essere trovate tutte le soluzioni progettuali per garantire un'ottima qualità. In questo caso è bello anche sottolineare la capacità di interazione tra enti diversi, tra per esempio consorzi di bonifica e gestori del servizio idrico integrato, quindi dell'acqua potabile e del servizio di fognatura, che stanno collaborando assieme per portare avanti una progettazione di questo tipo e che speriamo possa arrivare a, diciamo così, a qualche risultato nei prossimi anni. Con questa visione davvero a volo d'uccello di un progetto molto complicato, io vi ringrazio e vi saluto. Tommaso, non so se vuoi riprendere tu la parola. Grazie Filippo, grazie mille. Volevo dire una parola proprio riguardo a quest'ultimo aspetto che hai fatto emergere, quello della collaborazione tra gli enti, che è una cosa fondamentale secondo me anche per la risoluzione di queste tipologie di problema. Il problema della siccità non lo può risolvere solo il mondo dei consorzi di bonifica da solo, diciamo, ecco, ma è l'importanza appunto è quella di poter riuscire a collaborare con più enti che hanno sensibilità per questi temi, ma ormai non è più una questione solo di sensibilità, ormai bisogna armarsi e bisogna, avrete visto insomma, di come i consorzi stanno cercando di risolvere, di proporre delle soluzioni, però sono momenti insomma critici che ci impongono, come diceva l'ingegnere Nicefalo all'inizio, no? Citando Byron, è quello quando l'uomo si trova toccato nel vivo, scopre di avere un problema, no? Una volta papà mi diceva, quando tocchi il portafoglio a qualcuno comincia a accorgersi che c'è un problema, no? Ecco, poi non stiamo parlando di soldi, non stiamo parlando del nostro futuro, l'acqua è il nostro futuro e l'irrigazione è il nostro futuro, che genera un sacco di altre interrelazioni col mondo agricolo naturalmente, ma anche col mondo economico poi si ripercuotono questi problemi. Quindi la collaborazione tra gli enti è fondamentale. Ampi rappresenta il consorzio di bonifica del Veneto, che comunque anche loro sono impegnati alla collaborazione. Prima l'ingegner Rossi si poneva la domanda, no? Noi nel nostro piccolo l'abbiamo provato a fare qui e qui, ma se lo riuscissimo a farlo anche in tutto un territorio, adesso più ampio, avremo sicuramente delle migliorie nella nostra vita. È anche un po' quello, se mi permettete, questa collaborazione, quella che sarete sicuramente voi insegnanti con i vostri studenti facendo in classe per realizzare i lavori che non vediamo l'ora di vedere. Manca poco alla consegna, quindi vi aspettiamo numerosi di ricevere tutto il lavoro fatto. Per le scuole delle secondarie di primo grado aspettiamo le immagini, 4 immagini per ciascuna classe, mentre per le scuole secondarie di secondo grado aspettiamo i video che hanno realizzato. L'anno scorso è andato molto bene, hanno partecipato numerosi, come state partecipando voi. Oggi so che ci sono tante classi in visita e quindi in uscita didattico hanno altre attività. Gli insegnanti mi hanno avvisato, recupereranno la registrazione perché, come avete visto all'inizio, stiamo registrando questo è il nostro intervento e metteremo a disposizione le immagini nel nostro sito. La registrazione di questo momento, insomma, che anche per noi è un momento per ascoltarci tra consorzi e vedere appunto i colleghi cosa propongono e cosa fanno nei loro territori.
siamo felici perché quest'anno abbiamo aumentato anche il numero di classi iscritte e credo che spero, mi auguro insomma che poi il percorso con i video che abbiamo anche preparato di approfondimento che trovate, che vi ho invitato a vedere sul sito, siano stati utili poi per approfondire alcuni di questi temi. Oggi è un momento di riflessione ulteriore che mi sembrava anche doveroso proporre alle classi e anche ai ragazzi dei PCTO. Io vi ringrazio Filippo Moretto del Centro Studi, ringrazio Mauro Poletto in regia della comunicazione, responsabile della comunicazione di Ambi Veneto, ringrazio tutti voi dei consorzi di bonifica, tutti ingegneri, direttore che hanno parlato oggi e che hanno dato la loro disponibilità. Vi salutiamo, guarda che belli che siete in classe e vi vediamo. Complimenti che siete stati collegati fino alla fine, insomma, perché alcune cose sono un po' complesse, me ne rendo conto, però avrete modo di rivederle magari insieme ai vostri insegnanti. Dovessero esserci delle domande, delle richieste in particolare, se volete ci potete contattare telefonicamente o anche scrivere semplicemente una mail. Dopo io mi metto in contatto poi con tutti i relatori di oggi che possono fornirvi informazioni o anche quello che posso fare io sicuramente e con il gruppo di Ambi Veneto siamo a disposizione vostra. Ecco. Vi ringrazio e grazie a tutti davvero, grazie ai ragazzi, grazie ai docenti e a presto insomma, perché poi vogliamo vedere i lavori finali. Grazie a tutti e arrivederci.